Siamo riusciti a fare capire alle istituzioni, in questo caso alla Giunta regionale del Veneto, che pur lavorando, rispettando le regole, nella legalità e nelle regole di ingaggio che rimangono assolutamente invariate, possiamo evitare tutti quanti i balzi, balzelli burocratici, macchinosi che ci vengono imposti dal cosiddetto foglio servizi, ora cartaceo, in futuro elettronico, che è stato voluto dal governo, dal Ministero dei Trasporti in particolar modo. C'è soddisfazione tra gli operatori NCC veneziani e veneti, gli operatori del servizio di noleggio auto con conducente, dopo una mobilitazione che aveva previsto anche manifestazioni in grado di bloccare il traffico cittadino. Il settore è riuscito a risolvere a livello veneto quanto era stato deciso a livello nazionale, vale a dire una compilazione dettagliatissima delle procedure di servizio persino prima di partire, partenza, arrivo, chilometri ed altre informazioni varie che secondo gli NCC erano anche al limite della tutela della privacy. C'è stata una mobilitazione generale che anche noi come Confartigianato abbiamo portato avanti in maniera un po' disgiunta, devo dire la verità, però comunque tutte convogliavano solo su un unico argomento: contrastare questo sistema, secondo me inutile e machiavellico, che ci impone delle compilazioni, una serie di raccolta e di messa di stesura di informazioni che prestano il fianco anche alla violazione della legge sulla privacy sotto certi punti di vista, per svolgere serenamente il nostro lavoro. L'accordo raggiunto con la Giunta regionale è un emendamento che di fatto rende necessario nel territorio veneto la semplice prenotazione. Assieme a questo è arrivata anche un'altra facilitazione lavorativa sia per gli NCC che per i taxi. Ci permetterà di accedere a tutti i comuni, tutte le ZTL del Veneto, senza doversi registrare comune per comune, ma con un'unica registrazione a livello regionale, per cui io dico che più di così non si può essere contenti.